Ben ritrovati per quanto riguarda le ultime notizie del pomeriggio. Non risultano agli investigatori nuovi passaggi dell'auto che si presume possa avere a bordo i due ragazzi veneti scomparsi. I carabinieri del comando provinciale di Pordenone hanno reso noto che si sta procedendo con attività sulla base delle segnalazioni ricevute, ma oggi non c'è alcun riscontro della presenza dei due soggetti nel territorio. Si può presumere che il passaggio in un'area del Friuli occidentale nella notte tra sabato e domenica sia stato soltanto un transito e non una permanenza. C'è stato in effetti un unico rilevamento di targa in provincia, nella zona di Caneva, in orario notturno, pochissime ore dopo la scomparsa. Le segnalazioni di avvistamenti dell'auto ricevute in seguito non hanno invece avuto riscontro, precisano dal comando dell'Arma. Sono state dunque archiviate come senza esito. Le ricerche sono in atto finché non viene trovata la vettura in territorio italiano o estero. I dati sono inseriti nei nostri terminali e il pattugliamento è costante. Un uomo di 70 anni è stato soccorso questo pomeriggio dal personale medico-infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato in via Aquilei a Talmassons. Per causa in corso di accertamento è rimasto coinvolto nel sinistro mentre si trovava in sella alla propria bicicletta che si è scontrata con un'autovettura in transito. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo e allertato l'elisoccorso. Il personale medico-infermieristico ha preso in carica l'uomo che è stato trasportato in volo all'ospedale di Udine. L'uomo, va detto, era stabile al momento del ricovero, per lui la prognosi è riservata. E andiamo a chiudere. Per essere un supereroe della strada non servono poteri straordinari, ma basta rispettare le regole. Parte da questo presupposto la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale Go 4 Safety FVG, lanciata oggi dall'Automobile Club di Gorizia durante un incontro in prefettura. Con lo slogan "Un supereroe fa sempre la cosa giusta, in strada fallo anche tu". La campagna sarà veicolata in provincia di Gorizia attraverso autobus, social media, un fumetto per le scuole, un opuscolo per la popolazione straniera, spot radiofonici, spettacoli teatrali per i più piccoli e incontri per gli iscritti all'Università della Terza Età. Chiudiamo qui questa edizione flash del pomeriggio. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.